Vogliamo la verità sulla morte di Maria, lo sfogo dei nonni della bimba ucraina di 7 anni annegata nel lago di Revine durante il GRES. A Vittorio Veneto una messa per la piccola mentre proseguono le indagini. È ricoverato in gravi condizioni ai Grandi Ustionati di Verona un bambino austriaco di 2 anni in vacanza con i genitori a Bibbione. Gli è finita addosso l'acqua bollente di un termos. Primo fine settimana di esodo estivo funestato da un incidente mortale sul passante a Martellago, costato la vita ad una 56enne romena finita con l'auto contro un tiro in sosta grave. Il marito denuncia ai carabinieri un'estorsione con intimidazioni verso i suoi familiari, ma è un bluff per nascondere le importanti cifre spese per acquistare cocaina nei guai un imprenditore bassanese. Anche il ministro per i rapporti con il Parlamento, il bellunese Federico D'Inca, lascia il Movimento 5 Stelle. Profondo rammarico e dolore personale, scrive, ma divergenze insanabili. Bufera in Consiglio Comunale a Treviso su un consigliere leghista che alla proposta di modificare la toponomastica di alcune vie della città ha sostenuto di non conoscere Giacomo Matteotti. Il suo lavoro, la sua dedizione, le sue intuizioni hanno salvato migliaia di bambini malati. All'età di 87 anni è morto Luigi Zanesco, il fondatore dell'oncoematologia pediatrica di Padova. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la messa che si è tenuta oggi pomeriggio a Vittorio Veneto per ricordare la piccola Maria, la bimba ucraina di 7 anni annegata mercoledì nel lago di Revine. Lo sfogo dei nonni, vogliamo la verità. È un momento molto triste, doloroso, quello che stiamo vivendo. La morte è sempre un grande mistero di dolore, di sofferenza. Un dolore straziante, un vuoto immenso, impossibile da colmare, quello della mamma della piccola Maria Markovetska, la bambina di 7 anni annegata al lago di Revine lo scorso mercoledì 27 luglio. Questo pomeriggio si è tenuta alla chiesa della Santissima Vergine Consolata di Vittorio Veneto una messa in ricordo della piccola con rito cattolico ed ortodosso. Io sono un nonno, ieri è stato da suore e loro dicono che quello che del TV che è stato a Revine, quel signore che raccontava tutto quanto, loro dicono che tutto quanto è bugia, non so come mai. È verità di quella gente che è stati testimoni, che ha visto tutto quanto, ma come mai uno può dire che quelle persone che sul TV che ha raccontato, testimoni che ha raccontato tutto quanto, che loro dicano bugie. Guardate, io non lascio tutto quanto così. Ho portato il GRES lasciato, quando è arrivata, mia figlia è arrivata a prendere, non trovata più e basta. Una vera e propria tragedia per la famiglia della bambina. La madre, 28enne, insieme alla sorellina più piccola di Maria, erano fuggite dalla guerra in Ucraina 4 mesi fa, ricongiungendosi con i nonni in Italia, che vivono a Vittorio Veneto da quasi 10 anni. Mentre il padre della bimba è rimasto a combattere in patria e probabilmente mai si sarebbe potuto immaginare che sua figlia avrebbe perso la vita in terra straniera, apparentemente sicura. Lei è una conoscente, amica della famiglia, diciamo. Amica di famiglia, amica vera di Ivana. Quello che succede, signora, a questi tempi, scappare da guerra e morire, quello assurdo, situazione non accettabile per questi tempi, non accettabile. Non c'è parola per spiegare anche dolore, quello che proviamo tutti noi, ma anche rabbia, quello che è successo, perché dovevano guardare i bambini, dovevano stare attenti tutti quanti, no? Nei prossimi giorni la salma di Maria verrà portata in Ucraina affinché possa essere celebrato il funerale con rito ortodosso. Ed è ricoverato con ustioni di secondo grado su braccia, busto e gamba un bambino di appena 2 anni che questa mattina si è rovesciato addosso un termos d'acqua bollente a Bibbione. Il bambino di nazionalità austriaca era appena arrivato assieme alla famiglia per un periodo di vacanza in un appartamento nella località balneare. È stato trasportato con l'elisoccorso al centro Grandi Ustionati di Verona.
Ed è stato nominato il medico legale che dovrà compiere l'autopsia sul bimbo di Longarone di neanche 2 anni, morto giovedì pomeriggio. Solo i risultati dell'esame potranno far chiarezza su che cosa sia accaduto. Sarà il medico legale Antonio Cirnelli ad effettuare mercoledì prossimo l'autopsia sul piccolo Nicolò. Giovedì pomeriggio il bimbo, di appena 2 anni, era stato portato dal babbo al parco di Codissago, frazione di Longarone, dove la famiglia risiede, per giocare con alcuni coetanei. Come il padre Diego Feltrin ha raccontato agli investigatori, il bimbo avrebbe ingerito un qualcosa che l'uomo ha subito cercato di togliergli dalla bocca. Nulla inizialmente, aveva però destato serie preoccupazioni, tanto che padre e figlio sono tornati a casa e hanno pranzato insieme alla madre. Nel pomeriggio però Nicolò ha iniziato a stare male, perdendo conoscenza, tanto che il papà lo ha portato all'ospedale di Pieve di Cadore, dove a causa di un quadro clinico piuttosto anomalo è deceduto verso le 16, nonostante i sanitari che avevano preso in carico il bambino avessero avviato le manovre rianimatorie, che purtroppo sono risultate vane. Le indagini sono svolte dai carabinieri, che hanno anche verificato se a casa dei genitori ci fossero sostanze tossiche potenzialmente letali. Sul caso il pubblico ministero Simone Marcon della Procura di Belluno ha aperto un fascicolo e disposto tutti i riscontri di rito, tra le ipotesi quella che il bimbo possa aver ingerito dei pesticidi. Ed ancora cronaca, una donna morta e il marito ferito gravemente. Il primo bilancio dell'incidente stradale è avvenuto questa mattina sul passante di Mestre durante il primo fine settimana di grande esodo per le vacanze estive, pesanti anche le ripercussioni al traffico. Sulle strade del Veneziano il primo grande esodo estivo del 2022 è iniziato nel modo più drammatico. Attorno alle 6:30 del mattino una 56enne di origini romene residente a Velletri ha perso la vita sul passante di Mestre, tamponando con la macchina sulla quale viaggiava un mezzo pesante fermo su una piazzola di sosta tra i caselli di Martellago Scorzè e Preganziol. Il conducente del tir è rimasto illeso. L'automobile era guidata dal compagno della donna, suo coetaneo e connazionale, che è rimasto ferito in modo grave. La violenza dell'impatto non ha invece lasciato scampo alla passeggera, deceduta all'istante. La chiusura per circa un'ora del passante con deviazione verso la tangenziale di Mestre ha creato code lunghe diversi chilometri al casello di uscita della A57, code che si sono smaltite solo nella tarda mattinata, complicando una situazione che, come da previsioni, era già di traffico intenso, specialmente in direzione del litorale. I dati rilevati da CAV, concessioni autostradali venete, sul tratto Padova Est Bivio A4-A57 hanno segnato il transito nella mattinata di 18.867 veicoli in direzione Trieste, con picchi orari superiori ai 3.500 mezzi, mentre in direzione Milano è stato rilevato il transito di 15.368 veicoli. Il traffico è rimasto sostenuto anche nel pomeriggio, in particolare in direzione Trieste e soprattutto nel tratto tra Padova Est e il bivio tra la A4 e la A57. Per domenica è prevista sostanzialmente la stessa situazione, anche in carreggiata ovest, cioè verso Milano, per i rientri del fine settimana che si protrarranno fino a lunedì, sommandosi alla ripresa del traffico feriale. Denuncia ai carabinieri un'estorsione con intimidazione nei confronti dei suoi familiari, ma è un bluff per nascondere le importanti cifre spese per acquistare cocaina. Nei guai è finito un imprenditore bassanese. Denuncia ai carabinieri d'essere vittima di estorsione con intimidazioni verso i suoi familiari, fornendo i particolari di cospicui versamenti di denaro a sconosciuti. Peccato che fosse tutto un bluff per nascondere le importanti cifre spese dall'individuo per acquistare cocaina, da cui era diventato dipendente. I carabinieri di Bassano ci hanno impiegato poche settimane per smascherare l'uomo, un imprenditore del posto, denunciato per simulazione di reato. Dal suo racconto iniziale sarebbe stato avvicinato al bar da alcuni individui che gli avevano fatto capire che erano pronti a tutto se lui non avesse dato loro del denaro. Ma qualcosa non aveva convinto gli inquirenti, che addirittura avevano ipotizzato il sospetto di una partecipazione mafiosa in questo evento. Partite le indagini, si è invece scoperto che l'imprenditore si era inventato la storia per mettere a tacere le continue richieste di chiarimento da parte del commercialista, che non capiva dove fossero finiti i soldi dell'attività in assenza di idonea documentazione.
Le precipitazioni della scorsa notte hanno un po' attenuato la cappa di caldo dei giorni scorsi. Nel Padovano ci sono stati però diversi danni causati soprattutto dal forte vento. Vediamo. Pioggia, poca grandine, ma soprattutto forte vento nella zona ovest della provincia di Padova. Questo è il risultato del maltempo che nella serata di ieri ha interessato l'intera regione. Erano le 21:30 di venerdì quando in via Roma, Cervarese e Santa Croce il tetto di un'abitazione è volato su quella adiacente. A Saccolongo il vento ha abbattuto questo vecchio albero di noce a ridosso dell'argine del Bacchiglione. Problemi sono stati segnalati anche a Rubano, dove lungo la strada regionale 11 è caduto un platano. A Sarmeola le forti raffiche hanno fatto crollare il ponteggio di un edificio in ristrutturazione. Alberi sono finiti anche sulla linea ferroviaria montagnana, con un treno fermo a 150 metri dalla stazione. Nessuna persona è rimasta ferita. Al lavoro vigili del fuoco e uomini della protezione civile. A Noventa Vicentina, ora Duomo gremito questa mattina per l'ultimo saluto a Don Giorgio Balbo. Duomo di Noventa Vicentina gremito per l'ultimo saluto a Monsignor Giorgio Balbo, che si è spento lunedì a 67 anni. Commozione tangibile da parte della comunità, che è stata raccolta ed interpretata nelle parole del vescovo di Vicenza Monsignor Beniamino Pizziol nel tracciarne il ricordo. Don Giorgio, straordinario predicatore, franco, essenziale, privo di retorica, distante dai luoghi comuni. La sua fede era nutrita dalla parola dei Vangeli che praticava con naturalità. Un prete vero che non taceva le fatiche, le stanchezze, le prove e le consolazioni. Una perdita improvvisa per la comunità che piange la sua guida spirituale. Ordinato sacerdote nell'83, fu vicario cooperatore prima a San Marco a Vicenza, poi a Schio, a Marano Vicentino. Era parroco dal 2015 dell'unità pastorale Noventa Saline a Gugliaro, dove oggi è stato proclamato lutto cittadino. Un don che si è sempre speso per essere vicino alle famiglie e soprattutto alle persone più fragili. Ricordo una particolare attenzione verso i bimbi, che vedeva sempre come, diciamo così, un segno anche di speranza e con ottimismo li salutava, li vedeva sempre come, diciamo così, la nostra parte migliore della società. Lo ricordo molto presente alle nostre riunioni e soprattutto alle cerimonie civiche, dove lui portava il cappello d'alpino. Una persona schietta, diretta e come dire, un grande parroco dal mio punto di vista. Ma dietro i modi schietti, l'umanità e la sensibilità di Don Giorgio sottolineate nelle testimonianze che hanno preceduto la liturgia di commiato. Presenti anche le autorità delle comunità di Creazzo, dove Don Giorgio sarà sepolto, e di Rosà, dove è rimasto 13 anni per seguire l'unità pastorale Rosà Cusinati. Un legame forte per l'esempio che ha saputo dare, era un don di poche parole, ma quelle poche parole erano preziose. Nel 2015 abbiamo riconosciuto a Monsignor Giorgio Balbo la cittadinanza onoraria, proprio perché con il suo impegno giorno per giorno ha saputo costruire delle relazioni molto forti con i rosatesi, giovani e anziani. La politica, ora anche il ministro per i rapporti con il Parlamento, il bellunese Federico D'Incà, lascia il Movimento 5 Stelle. Le ragioni della decisione in un comunicato diramato oggi: dopo 12 anni lascio il Movimento 5 Stelle con profondo rammarico e dolore personale, scrive il ministro. Le nostre strade non sono più sovrapponibili, il solco che si è scavato in questi ultimi mesi non mi consente di proseguire in questa esperienza. Per coerenza con le idee e con i valori che ho portato avanti a livello nazionale e locale e che intendo continuare a sostenere. Ho riflettuto molto in questi giorni, continua D'Incà, sulle motivazioni e le conseguenze della caduta del governo Draghi e non posso che prendere atto delle insanabili divergenze tra il mio percorso e quello assunto nelle ultime settimane dal Movimento 5 Stelle che oggi lascio. Queste le sue parole. Ed ora torniamo nel veneziano per parlare della specificità di Venezia e delle isole della sua laguna.
La specialità di Venezia e delle isole della sua laguna è ora riconosciuta e tutelata dalla Costituzione italiana. Con la quarta e ultima votazione favorevole alla Camera dei Deputati, secondo l'iter previsto per le leggi costituzionali, la riforma dell'articolo 119 entrerà definitivamente in vigore tra 3 mesi con la seguente previsione. La Repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. Le conseguenze di questa frase sono a 360 gradi perché significa che d'ora in poi verranno sanate il più possibile tutte le penalizzazioni che possono verificarsi quando si vive e si lavora in un'isola. Potremmo avere delle norme ad hoc per l'isola di Venezia e per le isole minori a livello nazionale che consentono per esempio le deroghe sul numero delle classi per le scuole, delle deroghe per esempio per i trasporti, dei finanziamenti ad hoc dall'Europa e anche dallo Stato per i trasporti, per la sanità, ma anche per esempio gli aiuti e incentivazioni che sono state date alle aziende veneziane e anche del Polesine in questo caso, sono aiuti che possono uscire dalle discriminanti europee che bloccano questi aiuti in quanto anticoncorrenza, insomma un ventaglio di possibilità normative di finanziamento straordinarie. Partita da un'iniziativa popolare, la legge si è estesa durante il suo percorso dalle 2 maggiori isole italiane, Sardegna e Sicilia, anche a quelle più piccole. Il senatore Ferrazzi era già stato tra i promotori di un'altra modifica costituzionale portata a termine nel corso di questa legislatura, introducendo la tutela dell'ambiente e delle future generazioni nei principi fondamentali della Costituzione. Ora una nuova riforma che coinvolge direttamente Venezia e le sue isole. Non è una legge speciale su Venezia, addirittura qualcosa di più, è una legge costituzionale che riconosce la peculiarità, che riconosce che il fatto che vivere nelle isole, tra cui Venezia, vuol dire vivere in una condizione di fatica, di disagio, di aggiunta di costi per la mobilità, per i trasporti, per le scuole, per la sanità, per il lavoro. E dunque la Repubblica, attraverso questa riforma della Costituzione che abbiamo voluto, riconosce questo e interviene a livello normativo e finanziario per far superare questa difficoltà e promuovere le comunità locali. Bufera in Consiglio Comunale a Treviso sulle affermazioni del consigliere Torresan che alla proposta di modificare la toponomastica di alcune vie e piazze della città ha sostenuto di non conoscere Giacomo Matteotti. C'è Piazza Noli, c'è Piazzetta degli Sbirri, ce ne sono molte altre. Quindi non è vero che lei non sa chi è Matteotti? No, qualcuno magari l'ha immaginato, io lo so chi è stato Matteotti. Queste cose, diciamo, tra virgolette, basilari e le conosco perfettamente. Insomma, quella di Giorgio Torresan, consigliere comunale del Carroccio, era una provocazione e quella, a suo dire, di chi l'ha attaccato in consiglio per aver affermato di non conoscere Matteotti e preferire per questo la denominazione di Piazza del Grano, sono un pretesto per attaccare. Liquida con un sorriso le polemiche perché, spiega, alla gente interessano solo i problemi reali e torna a sponsorizzare la sua proposta di rivedere la toponomastica trevigiana. Treviso avrebbe assolutamente bisogno di copiare, per esempio da Venezia, dove Calle e Calletti vengono nominati non con il nome attuale, ma con quello originario. Da Piazza Indipendenza, che in realtà sarebbe Piazza delle Donne, a via Caede Oro fino alla Fontana delle Tette. Metterei in evidenza le nostre cose che abbiamo. Affermazione che però in poche ore ha oltrepassato le porte di Palazzo dei 300. In queste ore, ad esempio, il Partito Socialista di Treviso ha invitato formalmente Torresan e tutta l'amministrazione comunale alla presentazione del libro Solo di Riccardo Nencini, che narra proprio la vita di Giacomo Matteotti. Ma al di là di ogni definizione o toponomastica, poi si scopre che ai trevigiani poco importa che sia Del Grano o Matteotti, perché ognuno ha già fatto la sua scelta. La conosci come? Piazza del Grano io la conosco. Quindi non come Piazza Matteotti? No. Piazza Matteotti. Viene chiamata tutte e due. Siamo in Piazza Matteotti o in Piazza del Grano? Piazza Matteotti. Chi è Matteotti? Risorgimento? No, delitto Matteotti è fascismo 23, 22, giù di là. Lei lo sapeva? Certo, lo sapevo. Piazza del Grano. Alla fine la risposta giusta arriverà da una giovane argentina che vive a Treviso da 8 anni. Entrambi. Sì, il vero nome è questo, Matteotti, ma Del Grano è perché anticamente si vendevano qua il grano.
Un'estate di soddisfazione per i ristoratori dei Colli Euganei che, nonostante il buon numero dei clienti, si trovano a fare i conti con bollette di luce e gas raddoppiate e con la carenza di personale. Cucina a pieno regime nei locali dei Colli Euganei che stanno vivendo, complici le temperature della pianura, un'estate da incorniciare. Lo conferma Fabio Legnaro, titolare della trattoria Ballotta di Torreglia. Veramente una buona stagione. Purtroppo per chi è accaldato invece ha aiutato molto le nostre terrazze. Voi sapete che i locali dei colli tutti hanno una terrazza in mezzo al verde. Rispetto alle grandi città noi possiamo offrirvi qualche grado in meno e un filino d'aria in più che gira, quindi per noi non è stato male questo caldo. Non è tutto oro però. Anche questi locali stanno vivendo enormi problemi a partire dalla carenza di personale. Abbiamo dovuto usare dei giorni di ferie, di chiusura estiva per turnare il personale perché un 10, 15, anche 25% nei vari settori, quindi cucina, nell'aiuto cucina, i camerieri nei bar, ci mancano delle figure, soprattutto le figure professionali, quelle che erano cresciute con noi, ci mancano e quindi dobbiamo far fronte a questa cosa, tanto da chiudere non un giorno alla settimana come giorno di chiusura, ma arrivare anche a 2 giorni e trovare ferie o allungare qualche giorno in più per tenere il locale chiuso, rifiutando qualche volta anche qualche cliente perché non si riesce a servirlo. Tavoli vuoti, qualche tavolo vuoto, però per servire bene gli altri clienti che invece sono seduti. Non bastasse, anche queste piccole aziende soffrono il caro energia. Guardate queste bollette. Per la corrente elettrica la trattoria è passata dai 3.465 euro pagati ad agosto 2021 ai 6.194 in scadenza adesso. Per il gas da 739 agosto 2021 a 1.793 euro, costo più che raddoppiato. Solo leggeri ritocchi nei prezzi per accordo tra tutti i locali del territorio, ma in autunno si dovrà agire diversamente e se le aziende reggono è perché sono a gestione familiare. I locali di colli rimangono in mano alle famiglie, le famiglie si adoperano con orari e con tappabuchi, li chiamo io un po' dappertutto, quindi riusciremo di sicuro a tenerle attive e aperte grazie anche a questa maniera di gestire che ci dà soddisfazione poi anche col cliente finale. Un settore strategico per i colli, quello della ristorazione. Nella sola Torreglia, su 6.000 abitanti, 1.000 sono impiegati nel settore. Il suo lavoro, la sua dedizione e le sue intuizioni hanno salvato migliaia di bambini malati. All'età di 87 anni è morto Luigi Zanesco, il fondatore dell'oncoematologia pediatrica di Padova. Luigi Zanesco era nato ad Asolo nel 1935, dall'80 al 2005 era stato direttore della clinica di oncoematologia pediatrica dell'Università di Padova e dal 1994 aveva contribuito alla nascita della Fondazione Città della Speranza. Studioso di fama internazionale, punto di riferimento nella diagnosi e nella cura delle leucemie e delle patologie oncoematologiche, dal 1975 Zanesco ha dato vita a Padova al Centro per lo Studio delle Leucemie, sviluppando il trapianto di midollo osseo. Zanesco era presidente onorario a vita dell'AIL di Padova. Lotta alle barriere architettoniche a Bassano, ma la strada è ancora molto lunga. Lotta alle barriere architettoniche, il comune di Bassano comunica l'avvio di un intervento lungo il tragitto che unisce la stazione ferroviaria al centro storico. Meglio, l'area compresa tra via Chilesotti, un tratto di viale delle Fosse sino al semaforo del passaggio pedonale e la prima parte di via Jacopo da Ponte, quella a est. Bene, ci verrebbe da dire, anzi non ci siamo proprio. C'è un enorme però legato al tipo di disabilità che hanno preso in considerazione. Il progetto sulla carta è ottimo, ma soltanto per gli ipovedenti. Tutto il resto delle disabilità sono state lasciate indietro. Infatti qui c'è l'unico accesso pedonale al parcheggio e le piazze, ci sono delle aree verdi in cui ci sono delle scale per l'accesso, ma nel comunicato stampa non si parla assolutamente di togliere le scale per inserire delle rampe accessibili, ma semplicemente di inserire dei parapetti. Quindi ottimo per gli ipovedenti, ma per tutto il resto delle disabilità nulla. Da via Chilesotti ci siamo spostati in viale delle Fosse e qui
L'unica cosa prevista da quello che c'è scritto, almeno sul comunicato stampa, sono delle strisce applicate sopra l'asfalto già esistente che aiuteranno gli ipovedenti a seguire il percorso. Attraversiamo Viale delle Fosse e arriviamo al lato est di Via da Ponte. I lavori del comune finiranno qui e poi aspetteremo di sapere il resto del progetto che è stato previsto, perché per ora nessuno lo ha visto. In tutto questo c'è da ricordare che il progetto iniziale, tanto sbandierato dall'amministrazione Pavan, era molto più ampio. 3 anni fa questo progetto, nei primi incontri che avevamo fatto con l'amministrazione per il PEBA, era stato presentato come un percorso dalla stazione al ponte. Dopo 2 anni, a settembre dello scorso anno, in cui l'amministrazione era sparita, ci avevano detto che il progetto era pronto e che entro l'autunno sarebbe stato realizzato il pezzo che andava dalla stazione a Piazza Libertà. Adesso ad agosto praticamente inizieranno i lavori per fare solo il pezzo che va dalla stazione a Via da Ponte, il primo pezzo di Via da Ponte, quindi praticamente l'attraversamento pedonale di Viale delle Fosse. Ma la cifra stanziata è la stessa che c'era stata promessa 3 anni fa, quindi sempre gli stessi 80.000 euro da 3 anni per tutto il progetto. Domenico Riccio sottolinea ancora una volta la lontananza di sindaca e assessori dai reali e concreti problemi della gente, dei bassanesi e della città. L'offerta che era stata fatta all'inizio era stata proprio quella di aiutare l'amministrazione ad evitare progetti che fossero belli solo sulla carta. E invece alla fine l'amministrazione, come al solito, ha deciso di fare di testa loro e poi i risultati sono quelli che sono. Ed era questo l'ultimo servizio. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica in aumento, bel tempo e caldo sopportabile. Tregua che potrebbe avere vita breve perché dalla prossima settimana si profila una nuova ondata di calore. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto domenica 31 luglio tanto sole e cielo sereno. Qualche addensamento solamente in corrispondenza dei rilievi e qualche cenno di instabilità appunto sui settori montani. Sarà più asciutto altrove. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 14 e 24 gradi, massime invece comprese tra i 29 e i 33 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia e Giulia. Anche in questo caso su pianura e costa il cielo sarà prevalentemente sereno. In montagna maggiore nuvolosità ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 16 e 21 gradi, massime sui 31-33 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Poche novità, tempo soleggiato e senza precipitazioni. Infine uno sguardo alle temperature, le minime saranno intorno ai 17-21 gradi, massime sui 31-32 gradi. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.